Questa seduta di sesta commissione speciale è dedicata proprio agli studenti, è dedicata ai giovani che hanno partecipato. È stato bello vedere il palazzo così pieno di ragazzi e ragazze che sono venuti ad assistere alle relazioni dei nostri ospiti. È bello perché vogliamo trasmettere a queste nuove generazioni il fatto di non omologarsi, di non adeguarsi a quello che deve essere un pensiero unico, ma il fatto di apprendere, di impegnarsi per far sì che questa memoria vada avanti, e per portarla avanti bisogna che ci sia un impegno concreto da parte di ogni singola persona, nello studiare, nell'applicarsi, nel leggere. Io ho consigliato proprio ai ragazzi di continuare a leggere, perché tramite i libri potranno crearsi un grande futuro. Non è solo scuola, ma è anche proprio la lettura nelle loro case, nelle loro camerette. Per questo penso sia importante un evento del genere, proprio per avvicinare i giovani a quello che è un tema sentito, ma siccome la storia è maestra di vita non si dovrà mai più ripetere. Penso che sia stato un momento storico per la nostra regione, perché siamo riusciti in commissione anche ad approvare in modo unanime una legge sulla giornata della memoria, perché questo è stato fatto alla presenza della comunità ebraiche e soprattutto delle scuole, quindi di ragazzi delle superiori che in qualche modo hanno il compito del futuro e di migliorare il nostro futuro. E non solo una giornata per ricordare la memoria, ma una giornata per ricordare di rimanere umani. Credo che questo sia stato l'insegnamento più forte che abbiamo vissuto. Possiamo essere diversi, ma l'essere umano è fatto di diversità, e quindi quello che ci è stato trasmesso anche dai ragazzi, da un intervento di una ragazza, è stato proprio quello: non omologhiamoci, evidenziamo le nostre differenze, siamone consapevoli, siamone coscienti, per evitare gli orrori del passato, per evitare che invece che essere umani diventiamo bestie. E credo che questo sia il messaggio più forte che un mondo politico in modo proprio unanime, in modo trasversale possa trasmettere. Credo che ci sia un pizzico di orgoglio di far parte di questa commissione che è riuscita ad unirsi per dare questo messaggio importante e per ricordare il giorno della memoria come un giorno da mantenere vivo all'interno non solo delle nostre teste e dei libri di storia, ma all'interno dei nostri cuori.